Nella splendida cornice della cittadina di Caorle si svolge la 18ª edizione di Un mare di latte e formaggio. Andiamo subito a sentire le voci dei protagonisti. Terenzio Borga, presidente di Aprola, torna a Un mare di latte e formaggio. Siamo a Caorle, 18ª edizione. Proprio per i turisti, noi portiamo le nostre eccellenze anche nei luoghi turistici e vediamo quanto sono apprezzate, perché effettivamente la nostra missione è quella di dare comunicazione, di dire queste sono le nostre qualità, questo è quello che dà la regione Veneto sul lattiero caseario. Siamo orgogliosi di quello che facciamo, perché se no non saremo qua da 18 anni a proporre le nostre eccellenze. Se lo facciamo è perché abbiamo un riscontro sempre positivo, è perché comunque le istituzioni credono a noi molto di più in cui crede quella politica strana che ci aveva fatto passare fino a ieri come inquinatori e che abbiamo visto oggi è diventata, si è rimangiata tutte le parole che ha detto. Non so se avete visto i dati di oggi, non produciamo solo qualità ma produciamo anche benessere proprio a livello di inquinamento. I formaggi voi lo scrivete nei cartelli dell'evento di quest'anno, li definite tesori unici. Perché lo sono sempre stati, perché ce li copiano, quindi se gli altri copiano le nostre produzioni vuol dire che noi non copiamo quelle degli altri, vuol dire che sono migliori delle altre. Il fatto che comunque ogni anno aumenta l'esportazione sugli stati che capiscono, per esempio la Francia, dà l'idea di quanto effettivamente chi capisce qualcosa apprezza le nostre produzioni. Noi siamo veramente sempre a fianco dei trasformatori perché siamo convinti che i nostri casari sono i migliori al mondo, che i nostri trasformatori non hanno nulla da invidiare a nessuno e prova ne sia appunto quello che abbiamo appena anticipato. Speriamo sempre di continuare con il nostro, diciamo così, con le nostre DOP, con le nostre tipicità, continuare col 90% del nostro latte che viene trasformato a formaggi di pregio, perché se lo facciamo da tanto tempo è perché il consumatore ci dà ragione. Un appello al consumatore: non solamente bontà ma anche sicurezza alimentare e ambiente. L'estate di Caorle è un'estate con un mare di latte e formaggio. Noi siamo all'Enoteca 500 Vini, siamo in compagnia di Cristian Zulianello che ci dà un consiglio su come interpretare in modo fresco una casatella trevigiana che, dicevamo proprio prima con Cristian, non può mai mancare. Assolutamente, non può mai mancare nei nostri frighi, soprattutto nel periodo estivo. Una focaccia soppressa, a me piace tagliata grossa col coltello, così si fa. Poi si scalda con un po' di casatella trevigiana, che quella d'estate sicuramente c'è, e poi un po' di dadolata di pomodoro, che adesso cominciano a essere pronti, un filo d'olio, pepe e se volete un po' di sale. Però poi, Cristian, con cosa l'accompagniamo? Qua mi stuzzichi, mi provochi. Allora, la casatella è bella, delicata, easy, però c'è la soppressa sotto che ha bisogno di un po' di sostegno. E allora, dato che da qualche anno finalmente si è riscoperto anche la nicchia del prosecco, ci proponiamo insieme un prosecco col fondo alla vecchia maniera, quindi quello torbido, quello non filtrato, quello un po' più da uomini, dai, mettiamola così. Cristian, io faccio fatica a resistere, questa è l'ora dell'aperitivo e i profumi, i sapori, qui tutto brilla. E la caratteristica particolare di questo prosecco col fondo, intanto a che temperatura lo serviamo? Allora, diciamo un 6-8 gradi, volendo, ecco, rispetto magari ai prosecchi, quelli abituali che si bevono di solito, magari questo si potrebbe anche bere leggermente un po' più caldo, ma appena, comunque sicuramente sotto i 10, perché dato che ai lieviti che gli danno la sua bella aromaticità serve quel grado in più che mi fa sprigionare tutti i suoi sapori. Allora, è una meraviglia anche questo di profumi e io direi che a questo punto ci sta un brindisi a 500 Vini qui a Caorle, alla casatella trevigiana dopo, e tutti i grandi formaggi veneti e all'estate.
Un mare di latte e formaggio 2023 a Caorle con Martina Merlo, la cucina di Martina, che ci propone una rivisitazione del gazpacho. Esatto, una zuppa fredda con i nostri prodotti dell'orto. Infatti abbiamo pomodori, peperoni e cetrioli e con questi soli ingredienti abbiamo creato questa zuppa fredda assieme al nostro piave d'oro. Ci dà proprio un connubio di gusti e sapori che è veramente alle stelle. Martina non è solo una grande chef, ma anche una poetessa. Yeah. Allora, poesia della mia cucina. Nel cuore della notte, sotto il cielo stellato, la passione in cucina si fa risvegliare. Un gazpacho sfizioso nel caldo estivo e il piave DOP in cima a brillare. E così, racchiuso in un piatto delizioso, il gazpacho con il piave, un connubio divino. La condivisione in tavola, amore culinario, una festa per i sensi che ci fa volare altissimo. E direi che non v'è null'altro da aggiungere se non salutarvi, continuate a seguirci perché Verde a Nord-Est continua.